Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera siamo davvero felici per lei, perché quando una persona trova la sua strada è sempre una buona notizia, perché la notizia di oggi è che Elly Schlein ha trovato la sua vera vocazione nella vita, ovvero fare la spalla di J-Ax. Sì, non è proprio la notizia che imperversa oggi su tutti i siti e che è diventata ultra virale sui social, e lo capiamo, perché ieri sera ad Assago c'era il concerto degli Articolo 31. A un certo punto parte la base di Così com'è, un loro hit, e a un certo punto sale sul palco la segretaria, o la segretaria in realtà, la appunto spalla di J-Ax, che inizia a reppare in modo anche veramente molto credibile, come dire, molto calata nella parte. D'altronde che, come dire, c'è un rapporto di stima reciproca, diciamo, tra gli Articolo 31 e la segretaria del PD. In un brano del loro ultimo album loro avevano aggiunto la sua voce che parlava durante un comizio. Lei più volte non ha fatto mistero di essere una loro fan, e ieri sera si sono riuniti, c'è stata l'esibizione e finalmente Elly ha trovato se stessa, ha trovato la sua vocazione. Ora non diciamo questo per fare i bacchettoni, primo perché non saremmo credibili come bacchettoni, ma va benissimo che una politica coltivi il suo lato pop, dichiari le sue simpatie artistiche o pseudo-artistiche in questo caso, diciamo, ma comunque questo aspetto va benissimo. Il punto è che non era una vocazione l'altra, cioè la politica evidentemente, come dire, è agli atti, non è proprio la vocazione principale di Elly, che tra l'altro ha reputato di esserci sul palco di Assago dell'Articolo 31, qualche giorno fa ha reputato per esempio di non esserci alla celebrazione ufficiale, alla commemorazione dell'eccidio del pogrom del 7 ottobre alla sinagoga di Roma, dove c'erano, come dire, c'erano tutti gli esponenti più importanti del centrodestra, obiettivamente cronaca, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, Presidente del Senato La Russa, c'erano delle seconde fila del PD, ma non c'era Elly, non ha reputato che quella fosse una priorità, mentre a Sago ieri sera giustamente con J-Ax era una priorità. È evidente che la politica non è la sua vocazione, anche, come dire, dalle proposte alternative, se vogliamo eccedere in ottimismo, che sta mettendo sul tavolo, per esempio in ottica manovra finanziaria. Il governo si dibatte tra contraddizioni, dice il mainstream, poi in realtà Meloni ha chiarito, Giorgetti ha chiarito, il centrodestra non alzerà mai le tasse, se no non sarebbe il centrodestra. Ma al di là di questo, cosa propone di alternativo Elly? Voilà, la patrimoniale, cioè resuscita lo spettro più duro e puro del, come dire, del sinistrismo novecentesco, è rimasta la patrimoniale. No, non è il suo, non è il suo, come non è stato il suo ricordare il giorno del 7 ottobre che bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, quindi oggi come oggi riconoscere Hamas, perché oggi lo Stato di Palestina è la banda nazi islamica di Hamas, un'uscita chiaramente fuori sincrono, cioè non è proprio il suo, non c'è niente da fare. Eravamo anche un po' tormentati perché comunque questa ragazza, questa donna deve trovare un orizzonte, una stella polare nella vita, e finalmente l'ha trovata ieri sera. Ieri sera è stato ufficiale, credo annuncino a breve il suo ingresso ufficiale nel gruppo. Elly Schlein può finalmente dimettersi da questa fastidiosa incombenza che è fare la politica, la segretaria del PD, e diventare parte a tutti gli effetti degli Articolo 31. Le facciamo i nostri migliori auguri per la sua nuova e luminosa carriera. Grazie a tutti, a domattina. Vai Elly, canta, canta.